tutti, qui Meta delle acque detonanti. Primo gameplay in cui decido di provare a parlare per spiegare le parti del video e dire qualcosa, insomma, come tanti altri youtuber, ok? Giocata a Portogruaro di qualche giorno fa con il club, setup normale col P90 anziché sniper come dovrebbe essere stato. E in questa giocata eravamo la fazione rossa e avevamo il compito in sostanza di andare a prelevare un pilota che, simulata la cosa, si era schiantato nella zona qui. Dovevamo recuperarlo, prenderlo, tenerlo in ostaggio praticamente per mi sembra una mezz'ora. E 5 minuti dopo la nostra partenza sarebbe partita anche la squadra blu, la fazione blu, per recuperarlo anche lei, perché il pilota è dei blu. Noi come red dovevamo catturarlo e detenerlo per tot tempo. Però imprevisto, attenzione. Eccolo! Fermola, preso. Quindi, porta in passo. In pratica il pilota era quello lì in Mimetica Urban che è sboccato fuori all'improvviso e l'abbiamo massacrato, insomma, dovevamo colpirlo per catturarlo. Ecco, queste erano le direttive che sono state date al briefing iniziale. Abbiamo preso posizione poi per sorvegliare la zona in vista dell'arrivo della fazione blu, insomma. Dai! Ho tagliato molte scene perché purtroppo nella zona in cui mi trovavo non è arrivato praticamente nessuno se non dopo un bel pezzo. Contatti sulla strada. Contatto sulla strada, due contatti. Medico! Asfalto! Oltretutto ho anche sbagliato a posizionare la telecamera frontale che puntava troppo in basso. Spero prima o poi di imparare a metterla giusta perché non è la prima volta. Dai, bello. Ecco, è arrivato il nostro medico e avevamo 2 operatori colpiti lì dove c'ero io. E il medico è andato a curarne uno di quelli, insomma, Bellu appunto, che è il nostro Eagle. Preso! Bella! Attenzione perché lassù c'era... Preso! E qui non mi sono proprio accorto della presenza di un nemico sulla mia sinistra. Fine! Bene, questa è la fine del gameplay, ragazzi, e
Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del video, di tutto quello che avete visto e sentito. Grazie mille per la visione ragazzi e ci vediamo a un prossimo video.